Nicola, il titolare del ristorante Hotel Colombo. La nostra storia è nata circa 20 anni fa. Avevamo un altro ristorante, un altro albergo. Siamo venuti a San Bartolomeo. Ci abbiamo creduto, all'inizio è stato un po' difficile, però insomma siamo partiti bene con le camere. Abbiamo tanti americani, abbiamo circa un 150-160 pullman. Loro arrivano, fanno una tappa da noi, vanno a Venezia un giorno, l'altro giorno vanno o Verona o Jesolo, oppure vanno a Padova, insomma hanno un itinerario e fanno come riferimento la nostra struttura. Questa è una sala che abbiamo fatto per i nostri ragazzi, per farli stare tutti assieme, con una cucina autonoma, così rimangono tutti assieme. Dopo 3 anni abbiamo aperto il ristorante e anche lì è stata un attimino un po' critica, perché il locale era troppo bello e la gente era preoccupata, perché dove è bello di solito costa tanto, è normale. Comunque abbiamo messo i prezzi fuori. La nostra specialità è il pesce. Lavoriamo con il pesce crudo, il pesce cotto e un'altra cosa, io sono un produttore di baccalà mantecato, il dendice, le sardisor, essendo da Iesolano e Veneto, cerchiamo di valorizzare anche i nostri prodotti. E un'altra cosa, abbiamo tanti tedeschi perché da febbraio fino a luglio o agosto arrivano a piedi. San Bartolomeo è l'ultima tappa del percorso che fanno per la Grande Guerra, con praticamente la camminata sul Piave. Fanno 600 km a piedi, partono in 26 giorni, fanno la tappa da noi, come ultima tappa poi vanno a Jesolo e dopo tornano su. È una zona con molte risorse, non sembrerebbe, però insomma abbiamo gli storioni, fanno il caviale, lo portano in tutto il mondo, abbiamo una scuola di danza, che anche questa per i bambini è appena nata, proprio fatta tutta nuova. Dopo di qua c'è una scuola di musica, cioè su un paesino non manca niente. All'inizio è stata dura perché 12 colpi e poi fanno tutte le campane, però dopo ci si abitua. Infatti anche con l'albergo tanta gente all'inizio, però dopo si sono abituati, anche bello, insomma il paese è vivo. Questa è una delle nostre stanze, le camere sono tutte con riscaldamento autonomo, la televisione. Questa si vede il nostro super paesino San Bartolomeo.